Amici bellini, pensavo, insomma, ieri vado a dormire, vi lascio la reaction e penso che è tutto a posto. Invece lottano, spiegano, leggo cose dove si recrimina e si dice ma c'erano anche altri rigori, Conte non parla. Mission Impossible, tenere questo video breve per renderlo obiettivo, per dare un consiglio a Conte. Cominciamo. Lungi da me poi dare consigli a Conte, perché sa benissimo, però essere più pronto con esempi sotto mano in modo tale che non possono dirgli niente. Benvenuto Gianluca Davide, molti nuovi iscritti ovviamente dopo la partita, grandi polemiche. Lasciate un like in questo momento, proprio adesso, per questo video dove provo a fare chiarezza su delle cose, perché anche nei confronti di alcuni tifosi del Napoli c'è della confusione e non possiamo accettarlo. Ricordate della confusione, la confusione è l'amico dei potenti. I potenti sguazzano nella confusione. Alla fine quando c'è confusione l'hanno vinta sempre loro. Invece noi dobbiamo essere precisi, precisissimi. E quando per esempio, andiamo proprio veloci, screenshot, si parla di questo fallo di mano qua di Olivera, benissimo, leggo di alcuni tifosi del Napoli che dice ma comunque era fuori gioco, sei pelato, non hai i capelli, perché si riferisce a Tancredi che sta spiegando tantissimo, no? I famosi giornalisti imparziali che sono più tifosi di Carlo Arvino e cercano di fare la morale a noi. Non rispondete che qua era fuori gioco, date una risposta sbagliata e vi esponete a una controrisposta, controspiegazione dove poi non potete parlare. Voi qua dovete dire che Olivera ha la mano sul petto di Lautaro e Lautaro che spingendola col petto fa finire la mano sul pallone. Sì che c'è il fallo di mano, ma non è Olivera che lo fa. Si stanno stanno correndo, di petto arriva la mano poi sul pallone, tant'è vero che nemmeno Lautaro, che è un chiagnazzaro, non si azzarda a dire proprio niente, continua l'azione, altrimenti si sarebbe fermato subito, e invece no, continua l'azione, prova il colpo di tacco. Quindi dobbiamo essere precisissimi, non dite cose sbagliate, c'era fuori gioco, stai zitto, non tieni i capelli. No, il fuorigioco non c'era e vediamolo, perché questo è il frame, questo è il momento in cui parte il pallone e si vede benissimo che non è un fuorigioco, ci aiutano anche le linee del campo. Quindi non diciamo cose sbagliate, altrimenti passiamo dalla parte del torto. No. Ho cercato velocemente di trovare un po' di situazioni controverse per chiarirle dal mio punto di vista, anche perché non è detto che io detenga la verità, neanche io ho la sciarpa e sono tifoso, e quindi quando Simeone tira e poi gli vanno addosso sulle gambe, questo è rigore per me, nessuno lo dirà mai perché è passato in cavalleria allegramente, ma io l'ho visto fare, che tu tiri, il pallone è finito, l'azione è finita, ti vengono addosso scompostamente. Rigore, perché anche a palla lontana, anche a palla ferma, se tu mi vieni un gol e mi dai un calcio è rigore, e qua c'è rigore tranquillamente e non ve lo dirà nessuno. Quindi se volete essere precisi e rispondere a qualcosa, utilizzate questi frame qua, e questo sapete dove trovarlo perché è proprio al tiro di Simeone negli ultimissimi minuti, che finisce di poco alto. Ce l'ha ancora, lo prende, si fa male pure Simeone. Quindi se volete dirla tutta, ditela tutta. Poi qua state tuned, perché io questo video voglio tenerlo breve, ma prendendo gli screenshot noi dobbiamo vedere la posizione di Gilmour, perché fa discussione, no? Doveva accorciare su Çalhanoğlu. Iscrivetevi al canale e domani ne parliamo bene, perché dobbiamo fare anche le pagelle. Il problema qua, prima di Gilmour, il problema è Anghissà, perché Anghissà sta là in aria, questo non è un calcio d'angolo, Anghissà finisce là in aria a raddoppiare su Lautaro, di conseguenza Çalhanoğlu e Gilmour a uno si deve vedere, c'è anche Mkhitaryan, ma ne parliamo domani, iscrivetevi al canale. Io poi mi rifaccio anche a quelle che sono state le mie reazioni live. Come se mi chiedessero, ma hai portato a casa quella cosa? No, l'ho toccata, poi non me ne sono accorto e casualmente sì, l'ho portata a casa o non l'ho portata a casa, me ne sono appropriato o non me ne sono appropriato, come se dicessi domani mattina piove ma forse ci sarà il sole.
e la reaction parla chiaro. Tra l'altro ho preso un suggerimento dei commenti nella reaction: perché non metti il minutaggio, che aiuta tantissimo e aiuterà anche me. Ho trovato il modo di farlo, quindi dalla prossima reaction ci sarà il minutaggio sopra la mia testa, così la reazione ha più senso per chi se la può rivedere. Qua, signori miei, qua io quando ho urlato che il telecronista, che poi mi hanno detto lo stesso, la caduta degli dei, proprio il tifoso proprio contro di noi, qua lui dice Thuram sposta la palla, in realtà Buongiorno non è un intervento pulito. Thuram entra a forbice, la palla non la vede mai, entra a forbice su Buongiorno, tant'è vero che quando Thuram si rotola e chiede un fallo che non esiste da nessuna parte, Buongiorno lo guardi, dici ma cioè lo guarda proprio, dici ma di cosa ti stai lamentando, che mi sei venuto tu addosso? Qua a forbice, Buongiorno si rialza subito senza problemi, Thuram entra a forbice, mamma mia, chiede lui il fallo. Aiuto! Per completezza, se volete vedere l'azione, il minutaggio è il 56esimo e 52 secondi, gli entra proprio addosso. Poi a fine video il clip che dovete mandare a qualcuno lo conosce a Conte, gli dovete mandare il clip che vi faccio sentire a fine video. Il fallo di mano, che in realtà, se volete chiamarne uno, per me è qua. Perché io in reaction dico non posso confutare quella che è la mia reazione, perché dico polso, mano, gomito, braccio, che confusione, che imbarazzo, perché è qui che McTominay salta sulle spalle di Rrahmani, dopodiché questa palla finisce contesa tra le braccia di Rrahmani e di Thuram, e in effetti, e bisogna essere onestissimi se no perdiamo credibilità, la prende prima Rrahmani col braccio, poi la prende anche Thuram. Visto che la prende anche Thuram, lui stesso non protesterà, e dovete sempre farci caso quando questi che protestano su tutto non protestano loro in prima persona, poi ci pensano le proteste social, e questo non dici niente Conte, no, perché qua c'è grande confusione. Però prima che Rrahmani la prende, perché questa palla finisce così, lo state vedendo come se lo tira addosso, lo tira con l'abbraccio perché non lo vuole far saltare, di conseguenza tutto quello che succede dopo è fallo, o se non lo volete chiamare fallo perché si strattonano entrambi. Da lì poi avviene quella confusione con la palla in mezzo e non si chiama niente nella logica delle cose. Vedi? È in questo momento che avviene gomito a te, gomito a me, l'avambraccio, il braccio, però continuano a strattonarsi e quindi neanche Thuram dice niente. Perché? Perché lo sa che l'azione non è pulita, che Rrahmani la prende di braccio volontariamente per togliergli la disponibilità. Però se vogliamo, io su questo qua un pochino di più mi potrei attaccare. Se fossi un tifoso dell'Inter mi attaccherei più a questo che non a quello di Olivero, dove è proprio Lautaro che gli spinge là. Qua si strattonano un po' entrambi, i rigorini, le cose eccetera eccetera, o i fallini, perché potrebbe essere anche il fallino lo comincia Thuram, e invece no, si continua come nella logica delle cose. Purtroppo questo poi lavoro di ricerca porta via tempo, e se uno non lo fa e si affida a uno che scrive una cosa sui social, poi devi controllare. Quando si parla di fuorigioco mancati, andiamoli a trovare. Uno l'ho trovato, e questo al 70esimo, dove poi Di Marco mette il cross, Di Lorenzo lo respinge in calcio d'angolo e l'arbitro fa proseguire, dice calcio d'angolo per lì, poi magari segnavano sul calcio d'angolo e l'azione era viziatissima da un fuorigioco che già da qua, se guardate le linee, perché guardate le linee del campo, no? Dove stanno tutti quanti, già in teoria si vede chiaramente. Però a me sta anche bene che tu lo fai continuare, perché magari non sei sicuro, anche se tu stai perfettamente in linea qua, vabbè, lasciamo perdere, ho lanciato una linea così, non è scientifica, anche se è fatta abbastanza bene. È evidentissimo il fuorigioco, nel momento in cui la palla esce tu clicchi e alzi, e invece non l'hai alzato, quindi là ancora una volta brutto fallo in ritardo di Bastoni su Rrahmani, qua da giallo senza alcun dubbio, ma ci vogliamo attaccare anche ai gialli, ci dovremmo attaccare anche ai gialli, perché molto spesso le partite si decidono là. Tu metti un giallo su un difensore che poi non può più intervenire tranquillamente, la partita cambia. Però se vi volete attaccare a tutto, ci attacchiamo a tutto. Postatemi anche i falli da giallo che ha fatto il Napoli e ne discutiamo. Non dobbiamo però nemmeno esagerare. Qui per esempio si dice giallo mancato Lautaro che gomitata su Anghissà. Secondo me questo no, è una sbracciata normale
di quando tu stai andando verso il pallone, vedete, non sta andando in gomito alla Ibrahimovic su Koulibaly, è una sbracciata che si può chiamare con il fallo, questo non è automaticamente giallo, non dobbiamo esagerare noi dall'altra parte perché sennò perdiamo credibilità. E un altro giallo che è stato reclamato sui social a favore del Napoli, nel senso Dumfries secondo giallo non dato a Kvara eccetera eccetera. Si parte su questo minutaggio da un controrimessa, perché la rimessa così, dove tu non fai l'estensione così, a me a scuola calcio mi hanno insegnato che non si può fare, devi estendere le mani, se tu fai la rimessa sopra la testa col pallone che ti scorre davanti è cambio rimessa, quindi da qui questo errore di Olivera, si deve cambio rimessa, deve essere palla dell'Inter e poi dopo arriva un fallo di Dumfries su Kvara che non si vede, perché questo è il massimo dell'immagine che abbiamo. Dumfries che si butta, Kvara che cade, che resta a terra, non si capisce niente, se c'è un replay io non l'ho trovato, si parte da un cambio rimessa, quindi questo fallo non sarebbe mai successo perché l'arbitro doveva dire Contraudi, vi ricordate Contraudi si diceva nella villa comunale, quindi si dice anche questo. E poi caro Antonio, quando tu dici ma che significa e te la prendi con Marelli perché si difendono sempre, si coprono dietro questa storia del protocollo, che il VAR non può intervenire, hai ragione, bisognerebbe partire a monte, tu però devi dire la prossima volta io ho ascoltato Open VAR e quando Open VAR dice così, anche in questo caso capisco la difficoltà del VAR, perché in questo caso il VAR è abbastanza veloce nella sua valutazione perché dà come priorità il fatto dell'intensità del colpo, nel senso non punisce il gesto di per sé ma va sull'intensità del colpo. È una decisione che posso capire, ma vi dico la sincera verità, a noi di questi tipi di atteggiamento non piacciono. Va bene, allora il VAR può decidere sull'intensità, ci avete detto per anni, protocollo, il VAR non può intervenire a stabilire l'intensità, quella è una roba dell'arbitro. Se l'arbitro questa sbracciata, questa gomitata, questa reazione innocua se l'è persa e il VAR è stato richiamato perché Patrick si sta dilaniando dal dolore, non può decidere l'intensità, deve dire all'arbitro vienitela a vedere, non decide il VAR, non può decidere il VAR. Dire vabbè niente, poca roba. Oh, ci avete spiegato che l'intensità non vale, quindi questo vale anche per Politano. Allora Open VAR che fa? Sconfessa il proprio protocollo, perché ci hanno sempre detto che il VAR non può intervenire sull'intensità e quindi decide l'arbitro se è rigore o no, queste cose non si interviene, tranne che quando il VAR decide di intervenire per giudicare l'intensità. E allora questo è il precedente importantissimo, lo dice Rocchi, il capo degli arbitri, e bisogna sempre tenerlo presente, perché tu devi utilizzare gli esempi giusti che non riguardano la tua squadra per fare il paragone e per dire questo protocollo che voi, giusto o sbagliato che sia, vi difendete col protocollo, lo dovete utilizzare sempre, non quando fa comodo a voi. E Conte va oltre. Conte dice questo è un errore, punto e basta, e quindi bisogna intervenire e andarlo a cambiare. Ma il problema è il protocollo, il problema è come lo vuoi usare anche il protocollo, perché delle volte tu fai delle cose e ti giustifichi che non puoi intervenire, altre volte invece intervieni proprio utilizzando questo oggetto, lo chiama Conte, questo strumento che potrebbe risolvere alcune cose e che invece a volte lo accendono e a volte lo spengono. E il caso più eclatante penso della giornata è quello di Ian, e devo andare a recuperare, a parte che veramente su questa storia qua non ci sarebbe nemmeno da parlare, perché si vede benissimo che il piede di Anghissà che si sposta, che è moscio, se fosse stato il calcio di Anghissà il piede rimaneva e così, e invece è lui proprio stile quadrato che va a cercare la gamba quando Anghissà si sta mettendo in posizione. E non dovete nemmeno paragonarlo, sto leggendo anche il paragone con il fallo Acerbi-Osimhen, assolutamente no, è una dinamica diversa, anche lì il tifoso del Napoli fa un errore, in quel caso Osimhen è in possesso palla e Acerbi lo tocca, lo sfiora, è leggero, ci avete detto che leggero non esiste mai, questo non è quella cosa là, perché Anghissà si sta mettendo davanti al pallone e nessuno è in possesso di palla, come invece se io voglio fare il paragone con Quadrado come dinamica, ma Quadrado era in possesso di palla e da lui il calcio, quindi sono tre episodi diversi. Se li volete comparare
fate comunque un errore, io per primo. L'importante è far vedere la dinamica. Se tu fai vedere il fermo immagine sei disonesto, perché vedi il contatto e non si sa chi ha sferrato il calcio e chi no, quindi attenzione. Ma la cosa, a parte Palladino, il Mon Amour, a parte la Roma eccetera eccetera, è qui che però penso sia scomparso il video. Qualcosa è andato storto, perché non si può più vedere il video, perché poi per il fatto del copyright le cose scompaiono e passano in cavalleria. Ma il gomito di Ian che va proprio verso il pallone in Udinese Atalanta Udinese, penso che l'abbiate visto, e da lì non si scappa. Il VAR era distratto, devono essere licenziati, perché non è possibile lì non vedere o interpretare che è congruo così. E se i discorsi di Inter Napoli si possono discutere, si può andare nella lana caprina come volete voi, quello dell'Atalanta non si può discutere assolutamente. Errore clamoroso, impossibile da giustificare. E per fortuna dell'Italia l'allenatore dell'Udinese è uno straniero che probabilmente tiene altro a che pensare, e che faranno il loro campionato dove ha poca importanza, non li contano i 3 punti con l'Atalanta, però hanno importanza i 3 punti dell'Atalanta. A fine poi di qualificarsi in Champions o di andare avanti per lo scudetto hanno importanza quei 3 punti là. Sarebbe importante togliersi la sciarpa e parlare di tutte le cose, anche quando non riguardano la tua squadra, anche perché poi ad un certo punto riguarderanno la tua squadra, perché il calcio è così. Il dio del calcio ti ripropone alla prossima giornata un episodio uguale e contrario, dove tu ti dovrai sconfessare te stesso e dire: ah, qua non ce l'ho dato il rigore, allora Politano con l'Empoli era rigore, è inutile che fate. Il mio capitano, ho vinto tutti i fantacalcio che faccio perché Leao è un grande. Signori, da New York, Valerio Fluido è tutto, il video è uscito lungo, chiedo scusa. Fate il clip e mandate quella parte a Conte che secondo me è importante, mandatela a Oriali, perché Conte deve stare attento. Lo attaccano per i motivi sbagliati, e invece ha fatto bene Conte a parlarne quando il rigore non è stato decisivo. Io sono contento che ne abbia parlato. Poi noi domani parliamo di analisi tattica, parliamo delle posizioni in campo, parliamo delle prestazioni individuali e del modo in cui il Napoli può e deve migliorare. Però queste cose è bene che se ne parli a livello nazionale, Lasciate il like.